Facemmo finta di niente, non è successo niente, perché il nostro amore è magico. Ma nessuno può formare, a spina nessuno può staccare. Abbracciamo un poco, non lasciarmi adesso, dammi un vaso proprio come sai fare tu. Fammi manco respiro e chiudi il mio cuore, a troppo le socchie tue. Esattamente un anno e mezzo fa che ci incontrato qua, ero più bella e compagnia tua. Cantato tu guarda e proprio accanto mi facesse innamorare. Esattamente un anno e mezzo fa io dove sai qua, sotto la luna e stella che stasera. E sei più bella ma sei più femmina, e mi piace gelosa come si. Mai guardata nessuno rompete, tu sei unica e solo fatta per me, non sei mai messa perdere a te. Esattamente un anno e mezzo fa io te la sai qua, con un appuntamento di mano io e te. A Giusia fa male nell'anima e nel cuore, se tu mi vuoi bene mia credere. Io sono attesa ci guarda e nessuno ci può far piccicare. Abbracciamo un poco, non lasciarmi adesso, dammi un vaso proprio come sai fare tu. Fammi manco respiro e chiudi il mio cuore, a troppo le socchie tue. Esattamente un anno e mezzo fa che ci incontrato qua, ero più bella e compagnia tua. Cantato tu guarda e proprio accanto mi facesse innamorare. Esattamente un anno e mezzo fa io dove sai qua, sotto la luna e stella che stasera. E sei più bella ma sei più femmina, e mi piace gelosa come si. Mai guardata nessuno rompete, tu sei unica e solo fatta per me, non sei mai messa perdere a te. Esattamente un anno e mezzo fa io te la sai qua, con un appuntamento di mano io e te. Esattamente un anno e mezzo fa io dove sai qua, sotto la luna e stella che stasera. E sei più bella ma sei più femmina, e mi piace gelosa come si. Mai guardata nessuno rompete, tu sei unica e solo fatta per me, non sei mai messa perdere a te. Esattamente un anno e mezzo fa io te la sai qua, con un appuntamento di mano io e te. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, rieccoci qui in compagnia del mio figlioccio Gianni Sorrentino. Questa è la seconda puntata, grazie. Questa è la seconda puntata. Speriamo che la prima sia stata di buon gradimento, quindi Ma anche la seconda e le altre. anche la seconda e le altre. Comunque, intanto cominciamo subito col salutare tutti coloro da casa che ci stanno seguendo, che sono veramente in tanti, perché la scorsa settimana sono arrivati 3 milioni di messaggi, e naturalmente noi salutiamo tutti coloro che non abbiamo potuto, diciamo, non ci siamo arrivati con l'orario, quindi salutiamo e chiediamo anche scusa per questo, e salutiamo naturalmente, ripeto, tutti coloro da casa. Salutiamo A tutti i belli di Bella, soprattutto tutto lo staff di Bella Radio TV. Intanto partiamo subito che siamo collegati sul canale 75 del vostro digitale terrestre, che oltre a da casa vostra, no? Nel senso che siete collegati belli seduti nel divano, potete anche seguirci su streaming scaricando sempre l'applicazione app,
e Android Bella naturalmente sull'iPhone e tutte cose, poi anche sul sito www.bellaradio.it, anche su Facebook, anche su Instagram, su YouTube, su TikTok. Facebook. Diciamo, Vabbè, TikTok ormai è una cosa. Sai, comunque salutiamo tutto lo staff di Bella Radio TV, Sonny, Franco, Milena, Mary e Come? l'ultima musica. Mary, Milena, Franco, Johnny e Sonny, scusate. Va bene, salutiamo tutto lo staff di Bella Radio TV che naturalmente ci permettono di stare qui in vostra compagnia, e naturalmente salutiamo sempre la Flash Music del maestro Ignazio Tanto andare a Caracausi, salutare la famiglia del maestro Ignazio. tutta la famiglia Caracausi al completo e Laura Bologna, naturalmente tutta la famiglia di Laura Bologna. Poi naturalmente andiamo a salutare, oltre a tutti coloro da casa, salutiamo anche tutti gli ospiti dello Stato e tutti gli ammalati, augurando naturalmente una pronta e presta guarigione. Allora, dopodiché possiamo anche partire. Ricordiamo sempre comunque il creatore di questa puntata, che è il grande manager nostro Maurizio Sorrentino, che andiamo a salutare. Salutiamo tutta la famiglia al completo Sorrentino. Va Anche bene? a rivenire adesso. Grazie. Allora, io partirei subito per rompere il ghiaccio con te, perché francamente la serata proprio è proprio movimentata stasera. Abbiamo un po' di ospiti. Allora, io ti faccio fare la sorpresa o facciamo qualcosa del tuo nuovo lavoro discografico, diciamo i titoli? Allora, io intanto è uscito il mio primo CD, che già l'abbiamo annunciato. Cosa abbiamo iniziato la scorsa settimana? Sì. Ricordiamo, sì. Ed è Ci un sono CD 11 brani, dove ci sono 11 meravigliosissimi brani. che tu già li hai ascoltati. Come ti senti? Come ti senti? Per me sono veramente fenomenali, meravigliosi, e sono sicuro che se acquistate questo CD mi date ragione, perché veramente sono dei brani bellissimi, orecchiabili e soprattutto, secondo me, ripeto, meravigliosi, molto Grazie. belli. Io ce ne sono due probabilmente che mi piacciono più delle altre. Ci sono anche 3 brani nuovi che abbiamo registrati alla No, Flash anche Music. questa è bella, questa abbiamo ascoltato nella sigla, Sì. meravigliosa. Allora, Gemma, io ti farei cantare, non so, diciamo i titoli, facciamo tutta sorpresa, tanto No, perché... diciamo i titoli, Nero Facciamo. su bianco e Per una settimana. Per una settimana è il brano nuovo che abbiamo registrato qui alla Flash Music. Dal maestro Ignazio Caracausi, che andiamo a salutare. Quindi per noi e per voi, bravissimo Gianni Sorrentino, vai! Grazie. Non lo sai, ti penso giorno e notte, non lo sai. Dolce sei, tu vigo fuori a scuola, tutte le mattine amore a te guardare. Ma perché
La gamba così, cioè, mi ammazza il codice motorino, no? Allora, se la tendere è una contusione, è la capiglia tanto, però ricorda, vero? Sì, alla fine. Basta un click con un commento, un complimento a pazzo da mietta fa. E tu mi piace quando ti incazzo, a divento più bello per me. Quanta rabbia vedo negli occhi, ma so più bella mi fanno innamorare. E tu buona settimana non mi chiamo più, cattiva sorgogliosa e non mi penso più, ma sotto sotto mi spia sempre sul mio profilo, la mattina e sera sei tu. E tu buona settimana non mi aspetto più, abbasciami che perché a scuola insieme a me. E se ti chiama tua mamma dice che l'ha già sciolto perché non mi può far soffrire. Che posso fare se guagliono mentre tu mi piaci a cosa è fuori. Ma che sono un uomo che mi pigli e ti piglia con me. Si una guaglione ed è gelosa, poi dice una casciutina a te. E tu sei quello che mi do cuore e mi innamoro sempre più assai di te. E tu mi piace quando ti incazzo, a divento più bello per me. Quanta rabbia vedo negli occhi, ma so più bella mi fanno innamorare. E tu buona settimana non mi chiamo più, cattiva sorgogliosa e non mi penso più, ma sotto sotto mi spia sempre sul mio profilo, la mattina e sera sei tu. E tu buona settimana non mi aspetto più, abbasciami che perché a scuola insieme a me. E se ti chiama tua mamma dice che l'ha già sciolto perché non mi può far soffrire. Che posso fare se guagliono mentre tu mi piaci a cosa è fuori. Ma che sono un uomo che mi pigli e ti piglia con me. E tu buona settimana non mi aspetto più, abbasciami che perché a scuola insieme a me. E se ti chiama tua mamma dice che l'ha già sciolto perché non mi può far soffrire. Che posso fare se guagliono mentre tu mi piaci a cosa è fuori. Ma che sono un uomo che mi pigli e ti piglia con me. Quando io parlo ne ho torto. Questi sono brani orecchiabili, brani belli da ascoltare e veramente ti metti in macchina, metti lo stereo, bello e cammini, ascoltando il grandissimo e bravissimo Gianni Sorrentini. Mio figlioccio. Allora, Gianni, Noi passiamo col primo ospite, primo ospite che dobbiamo volare perché anche piccolo. abbiamo, sì, anche ma lui è piccolo ma grande. Abbiamo tanti ospiti stasera e poi comunque il tempo è tiranno e dobbiamo volare, giusto maestro? Annacciami se come si fa. Allora, io vado a presentare il prossimo artista e comunque lui è veramente bravo e sta facendo, Piccolo ma grande. sicuramente sta facendo parlare di sé e ha un buon talento, ma non è pubblicità, ma è la realtà dei fatti. È veramente bravo. Io vado a salutare tutta la sua famiglia al completo, tutta amici neri, perché amici neri ho tantissimi amici. Ciao Gioia, ho tantissimi amici. E vado a presentare questo bravissimo artista che veramente è piccolo ma grande. Per noi e per voi il bravissimo Max Valenza. Vai. Ciao figlio, guarda, qualche saluto?
Volevo salutare tutta la mia famiglia e una buona guarigione a mio nonno. Ah sì, io vado veramente, mi associo a questi saluti perché veramente io mandiamo un saluto grandissimo a tuo nonno con l'augurio di una pronta e presta guarigione, perché veramente questo signore ogni volta, mannaggia, proprio non si può proprio riprendere del tutto, veramente la cosa mi dispiace. Sono cose che La cosa mi dispiace, spero che Dio, ma come è andata bene prima, andrà bene pure ora, perché sono sicuro che Dio è con lui e con noi in generale ci aiuta, va bene? Allora io vado a salutare tua mamma, tuo papà, tutta la tua famiglia e tua sorella che veramente stasera è qui, veramente sono stato non me l'aspettavo, va bene. Allora se siamo pronti alla regia, maestra. Allora intanto vado a ricordare che il 10 maggio, scusate, ci sarà una cena spettacolo e ci sarà anche lui presente. Sicuramente. La posso pronunciare o... No, annunciala tu, dai. Il 10 maggio saremo alla cantina alla Villa Epica. In Villa Epica. Con Angelo Mauro. Con Angelo, giusta? In Villa Epica. Franco Moreno, non è Villa Epica, ci capite? Alla cantina, allora forse alla cantina, no Villa Epica. Alla cantina, vabbè, il ragazzo si emoziona, dai, succede, mannaggia, ci sono io accanto. Allora per chiudere il cerchio dico di tuo nonno, non ti preoccupare che tutto andrà bene. Il brano ci hai preparato? Il mio secondo inedito, La Figlia Music e Malacatena. Se siamo pronti alla regia, maestro. Per noi e per voi, Max? Valenza. Vai! Chiama ancora, tra non sto passatute, sarà una magica serata, si sta canzone l'ora cantano con me. Oh cuore, sbatte più forte mentre batte c'è all'ora, per dinte righe questa musica e parole, ma quante brividi sta gente fa sagli, sono tutta vita. Musica e battute
E questa canzone la volevo dedicare a mio nonno. Bravo, bravissimo. Qua sono. Allora, mi piaceva ascoltarlo direttamente da casa perché ascoltavo dietro le quinte, lui in televisione, in diretta televisiva, ti ascoltavi e quindi ho aspettato. Sei distratto, che lui... No, non mi sono distratto, mi piaceva ascoltarlo e gli faccio i miei più sinceri veramente complimenti perché veramente Max è veramente bravo. Ricordiamo che ha cantato live, quindi ha presentato il suo inedito e ha cantato Malacatena in modo live e penso che è andato benissimo, io sono sicuro, perché ti ho sentito cantare e che anche loro da casa che ti hanno guardato sono soddisfatti della tua prestazione perché hai fatto veramente un brano doc e veramente l'hai fatto al top. Vabbè Gina mia, io purtroppo dobbiamo correre, ci dobbiamo salutare. Qualche altro saluto? Alla mia famiglia e a mio nonno. Salutiamo la tua famiglia, mi associo anche a tuo nonno e salutiamo il Messo Caracao. Il Messo Caracao. Va bene Max, alla prossima, un abbraccio, ciao Gina mia. Vai, allora. Il maestro con le mani d'oro, il maestro con le mani d'oro. Il maestro dalle mani d'oro, sì. Allora io dovrei presentare un altro bravo, veramente, lui è anche bravo. Guarda che. Sì, mi dica maestro. Io vorrei salutare a Mimmo Mulè. Come si chiamava l'altro? La serata del 10 maggio. La serata del 10 già l'abbiamo. L'11. Abbiamo fatto. Aspetta il 10 maggio alla cantina. L'avevo detto già. Io non sono preparato a questo evento, io non sono preparato, quindi non so, fa lui perché non ce l'ho neanche scritto qui, quindi non so di cosa parlava, però si è capito che è una cena spettacolo il 10 alla cantina il 10 maggio con Angelo, e fammelo a me, con Angelo Mauro alla cantina, va bene, ok. Allora adesso dobbiamo presentare, dicevo, un altro bravo, veramente pure bravo, è stato con noi anche l'altra volta e lo sarà anche nelle prossime puntate, anche stasera è qui sempre con noi. Bravo, sai? Bravo, mi piace l'umiltà di questo giovane. Sì, deve essere più sveglio il giovane qui, lo so. Ossacci, maestro, se non fa così, non devo occuparci benzina. Vabbè, ci vedo un caffè così. Mo ci faccio piano un bel caffè amaro e si riprende subito guagliù. Vabbè, stavo dicendo, questo ragazzo che andiamo da presentare è bravo perché a me piace come canta, a me piace perché per la sua umiltà soprattutto, perché è un ragazzo umile, è un ragazzo bravo, l'educazione quella non gli manca. Ne colgo l'occasione per salutare i suoi genitori, lo chiamiamo subito per voi, bravissimo Andrea Neri. Buonasera. Ciao Andrea. Allora facciamo qualche saluto. Saluto tutta la mia famiglia e anch'io i miei amici, Mimmo Mulè e Michele Pedalino. E naturalmente a tutti coloro da casa che sono tanti che tutti quelli che ci stanno seguendo. Noi mandiamo sempre un saluto a tutti coloro che ci seguono e soprattutto anche a tutti gli ospiti dello Stato perché dico, noi mandiamo sempre saluti. Io intanto vado a salutare a mio zio Nino che è ospite anche lui dello Stato. Salutiamo tutti gli ospiti dello Stato e naturalmente tutti coloro che ci state seguendo da casa. Io vado a salutare subito a Cettina e Maria che ci stanno seguendo da casa. Mi associo. E alla famiglia Fiume Freddo, il mio compare che grande personaggio pure lui, una bravissima persona, il mio compare Fiume Freddo, che ci vediamo in campo il giorno 3. grande, saluto i suoi genitori e tutta la sua famiglia. E poi andiamo a salutare tutta la famiglia Mazzaranes, di mio compare Giuseppe, naturalmente il papà, la mamma e tutta la famiglia al completo, va bene? Allora, io lo faccio cantare perché il ragazzo lo vedo molto sveglio. Per noi e per voi, bravissimo Andrea Neri. Nessuno della rivista che mi pare una bambola. Una stelle che stasera non so più belle di come vera. Nessuna notata mai quando si duce e carezza tu. Quando mi baci mi sento volare, sognare l'amore. Mi
leggono messaggi, mi sento paragone quando mi scrivo tu, quando mi chiami amore, quando vuole cagare, te consuma perché paga. L'amore è uno solamente e se ti piglio cuore non esiste più nessuno troppo te. Nessuno mi ha fatto la mai sentirmi lo brivido. Giuro che la prima volta che sento sapore nella bocca e non voglio uno piccerello come te. L'amore è uno solamente quando ti prende il cuore e ti già innamorato come è successo a noi. Uscito già contento leggono messaggi, mi sento paragone quando mi scrivo tu, quando mi chiami amore, quando vuole cagare, te consuma perché paga. L'amore è uno solamente e se ti piglio cuore non esiste più nessuno troppo te. Quando mi chiami amore, quando vuole cagare, te consuma perché paga. L'amore è uno solamente e se ti piglio cuore non esiste più nessuno troppo te. Proprio cannanza a me, bella con gli occhi di mare, capelli di sole, sei una favola. Non puoi immaginare come mi sbatto cuore, perché sei speciale, brucio come il fuoco. Tu dentro a me, voglio sapere come succede per te. Mi sono talmente innamorato, voglio a te, dovrei che io stasera esci insieme a me. Voglio sentire manatoio, se ti porti in da mia, pure un po' motorino se ti va. Mi sono talmente innamorato, sì per me, tutti i pensieri che mi faccio davanti. Tu guardi in da chi stocchio, vengo scritto l'amore, ogni guaglione sono una vece. Mi piaci da morire, tu sei solo mia. Non c'è sta nessuno che mi picchia così. Sono talmente innamorato, voglio a te. Non ti giocare, sei già bello come ti facci con me. Sei nata cosa tu per me, ma ci sto pazzo solo per te. Con me per sempre signore, mi piace, ti voglio, tu sei magica. Non puoi immaginare come mi sbatto cuore, perché sei speciale, brucio come il fuoco. Tu dentro a me, voglio sapere come succede per te. Mi sono talmente innamorato, voglio a te, dovrei che io stasera esci insieme a me. Voglio sentire manatoio, se ti porti in da mia, pure un po' motorino se ti va. Mi sono talmente innamorato, sì per me, tutti i pensieri che mi faccio davanti. Tu guardi in da chi stocchio, vengo scritto l'amore, ogni guaglione sono una vece. Mi piaci da
truccata si già bello come ti facci con me. Mi piaci da morire, tu sei sogno mio, non c'è sta nessuno, ma mi chiede così, che sono totalmente innamorato, voglio a te, non ti truccare si già bello come ti facci con me. Ma totalmente innamorato. E siamo sempre là, brani orecchiabili, belli, anzi bellissimi da ascoltare. E che dire, questo è un ragazzo che canta veramente bene. E quindi per le scene spettacoli e altre cose, chiamatelo, che non fate brutte figure. Questo è un ragazzo intanto umile, gentile, educato e sa cantare, per me sa cantare. Poi, perché io, giusto, io per me... Tocca a voi giudicare. Certo, però già lo giudico prima io, cioè, già io l'orecchio maestro, non lo sentirmi. Grazie, fortissimo. Vabbè Giamia, io veramente mi ha fatto piacere averti qui con noi e che dire, salutiamo sempre i tuoi genitori, la tua famiglia, Mi associo. tutto al completo. Naturalmente salutiamo anche il tuo quartiere, si sta guardando sicuramente. E che dire, alla prossima e grazie di essere stato qui. L'ultimo saluto piccolino. Tutto a te. A tutta A tutta Termini Merese, giusto? Termini Merese. Allora, salutiamo tutta Termini Merese con un caloroso abbraccio, va bene? Alla prossima. Andrea Neri. Bravissimo, ciao. Allora. Vabbè, mi fa fare a bene. Si deve svegliare. Allora ragazzi, siamo arrivati al punto cruciale della serata. Adesso nuovamente canta nuovamente Gianni Sorrentino, mi stai facendo confondo per me. Comunque non so i brani perché lui con questo brani, cioè con questi brani che ha fatto su io talmente li ascolto tutti che non so più perché prima facevano un brano, poi lo vuole cambiare, poi facciamo quello, no, quello mi piace di più, non sto cambiando più niente. Quindi o diciamo i titoli Non ci sono troppo. facciamo a sorpresa. Allora, per noi e per voi. Sì, esattamente, bravo. La canzone si chiama pure, appunto, esattamente, non era questa, poi la cambiamo, fare a dire che lui è un ragazzo imprevedibile, cambia, scambia e fa tutte cose. Quindi per noi e per voi, bravissimo, due brani facciamo, Sì. giusto? Gianni Sorrentino, vai. Facemmo finta di niente, non è successo niente, perché il nostro amore è magico. Ma nessuno può formare, a spina nessuno può staccare. Abbracciami un poco, non lasciarmi adesso, dammi un bacio proprio come sai fare tu. Fammi ancora respiro e chiudi il mio cuore, a troppo le socchie tue. Esattamente un anno e mezzo fa, t'hai incontrato qua, ero più bella e compagnia tua. Cantato da guarda e proprio accanto, ma facesse innamorare. Esattamente
La gelosia fa male nell'anima e nel cuore, se tu muovo bene mia credere. Io sono attesa, ci guarda e nessuno ci può far piccicare. Abbracciami un poco, non lasciarmi adesso, dammi un vaso proprio come sai fare tu. Fammi ancora respiro e chiudi il mio cuore, a troppo le socchie tue. Esattamente un anno e mezzo fa, ci incontrato qua, ero più bella e compagnia tua. Cantato da guardare e proprio qua, ma facesse innamorare. Esattamente un anno e mezzo fa, io dove sei qua, sotto la luna e stella che stasera. E sì più bella così che femmina, e mi piace gelosa come sì. Mai guardata a nessuno rompete, tu sei unica e solo fatta per me. Non si mai messa a perdere a te. Esattamente un anno e mezzo fa, io te la sai qua, con un appuntamento di mano io e te. Esattamente un anno e mezzo fa, io dove sei qua, sotto la luna e stella che stasera. E sì più bella musica femmina, e mi piace gelosa come sì. Mai guardata a nessuno rompete, tu sei unica e solo fatta per me. Non si mai messa a perdere a te. Esattamente un anno e mezzo fa, io te la sai qua, con un appuntamento di mano io e te. Sì, mi compagno, che lo più stretto, torniamo a casa, soltanto all'alba, sempre scegliata, ma che sia vita, e chi passa strada, viva giornata, profumo forte, hanno fermata, come zanova, chi ne sorda rinta sacca siamo noi, e ci chiamiamo nei guaglioni, nei quartieri. Poi fra ceniamo, ci aspetto, nata giornata nuova, e guai non so problema, perché si stanno insieme, tutte cose faranno, torniamo all'occhio asciutto, non godo sbatte forte quando
E che ve lo dico a fare? Grazie. Ascoltare Genio Sorrentino è una cosa bella. Tanto volevo bella. fare i complimenti al maestro Ignazio Caracosi per questi bellissimi arrangiamenti. Già, abbiamo fatto la Flash Music, cioè, non ha più, cioè, come si dice, non ci deve più aggiungere niente, già, cioè, dice Flash Music che già abbiamo capito. Allora io vado a salutare tutto lo Zen, in particolare tutta la famiglia Runfolo. Io vado a salutare il mio quartiere, alla mia famiglia, a mio zio Franco e a mia zia Silvana. Ok, vado a salutare tutta la famiglia Runfolo, tutta, a prescindere, diciamo, mio cugino Nino, e tutta al completo la famiglia Runfolo. Graziella. E salutiamo tutto lo Zen in particolare. Tutta la Ballarò e sempre la famiglia Mazzaranes. Maestro, va bene, sei contento? Mi vedi un po' di febbre stasera. Va bene. E naturalmente andiamo a salutare anche il mio quartiere Brancaccio, la famiglia Badalamenti, la famiglia Rama e tutto al completo. Da Medlanti ci vuole un papello. Poi andiamo a salutare Anna Maria. Da salutare mia mamma, mia sorella Yolanda, Margherita, il piccolo Giove che ci sta guardando, che è stato facendo un gol il piccolo Giove, calcetto, bravissimo, e naturalmente sempre la famiglia Sorrentino, va bene? Grazie. Allora, adesso dobbiamo andare a presentare un ragazzo, un artista che io conosco da anni e naturalmente lo conoscono tutti perché lo conoscono abbastanza, cantava da più piccolo di te, già cantava, figurati. Quanti anni c'ha? 14. Io non ne aveva 6. Quindi automaticamente era piccolino, però già cantava e canta bene. Io non ho bisogno di pubblicità né di... lo conoscono tutti, per il nome lo conoscono tutti. Io da saluto intanto mio compare Giuseppe Amico, grande persona, guarda chi ama la vita. Si parlava con Giuseppe Amico, mi fa, dice, Benny, se posso portare un cantante, io senza sapere chi era, subito a polso. Bene, non avete problemi, perché Giuseppe io gli apro non ho le braccia, il cuore, perché Giuseppe è un fratello mio, quindi mi sono messo subito a disposizione. Una grandissima persona. Assolutissimamente. Ma sapete chi era il cantante in prospettiva chi mi doveva portare? Lo diciamo? Fabio Nardi. Vai. Buonasera a tutti, buonasera. Dico Giuseppe, come faccio? Porto un cantante senza sapere chi è, lo conoscete tutti. Sì. Allora, innanzitutto io vi ringrazio per avermi invitato, ringrazio a Maurizio Sorrentino, ringrazio a Benny D'Alessandro, ti ringrazio. Grazie, Gianni, grazie. Una bellissima trasmissione, bella veramente. Beh, una trasmissione organizzata nel nostro piccolo, però si fa sempre qualcosa di bello, no? Infatti io quando dissi, diciamo, a Giuseppe devo portare un cantante, io non lo sapevo chi era tu. Infatti, siccome Giuseppe sa che qua vengono i cantanti, diciamo, che magari sanno cantare, io ho detto, raga, manco voglio sapere il nome, perché Giuseppe sapeva a cosa andava incontro e mi ha portato a Fabio Nardi. Invece dico Fabio Nardi oggi si può dire che ha un nome, perché Fabiuccio canta, gli ho detto poco fa, quando aveva 6 anni, e Fabiuccio nel suo piccolo si è fatto un nome e comunque ti conoscono tutti. Abbastanza. Salutiamo tutta la tua famiglia, Fabiuccio. Ovviamente saluto il mio fratello Ignazio che ci sta guardando. Stai guardando? Sì, ovviamente. Ma come? Mamma, papà, i miei genitori, vado a salutare la famiglia Sorrentino e che dire, e un saluto in particolare, prima me lo stavo dimenticando, a Mimmo Mule che ci sta guardando. Va benissimo, va benissimo. Per adesso penso di non te ne scogli uno, il mio compare Giuseppe, amico. A Peppe Amico che qui con me. Va bene, Fabiuccio, io ti faccio cantare perché la gente sicuramente è in ansia di sentirti cantare, anche se ripeto, Fabiuccio lo conosce tutta Palermo e non solo. E naturalmente la gente dice, c'è Fabio qua, fallo cantare, bene, fallo cantare e lo facciamo cantare. Per noi e per voi, bravissimo Fabio Nardi. Grazie. Passava tu con kill, ma perché che t'ha fatto? Ogni minuto che sta vita, tutto il bene che ti dava, non ti faceva mancare ma niente. Mi è deluso, è troppo tardi, non dici più niente, non racconta più bugie. Non te ne importa niente, se mo sto soffrendo solo per te.
Grazie. Vai. Sentimento che mi torna a crescere, mi parla sulle te, amore mio, ti volesse che ogni momento e mo vivo solamente te, mi parla sulle te, che suona mio. Sentimento che si chiama amore, non mi paro vedere che mi appartiene, e tu sei verità mia. È un sentimento d'amore che mi dà prova per te, come mi batte sto cuore, io vivo solo in te. Per te facesse una pazzia, io te la sapi vita mia, io vivo solo in te. È un sentimento d'amore, tu sei sempre prima amore, mi regali sensazioni, io ti porto dentro cuore, troppe di non ci sta un amore, io ti amo vita mia, ti voglio bene amore mio. E io prometto che non ti tradissi, io prometto che non ti tradissi, rintommalo bene, non te la lassi, io rintommalo bene, non te lassi, e tu prometto che non mi ha lasciato, prometto che non mi ha lasciato, che senza te non potessi più campare, senza te non potessi più campare. È un sentimento d'amore che le cagna proprio per te, come mi batte sto cuore, io vivo solo in te, per te facesse una pazzia, io te la sapi vita mia, io vivo solo in te. È un sentimento d'amore, tu sei sempre prima amore, mi regali sensazioni, io ti porto dentro cuore, troppe di non ci sta un amore, io ti amo vita mia, ti voglio bene amore mio. Sentimento d'amore, tu sei sempre prima amore, mi regali sensazioni, io ti porto dentro cuore, troppe di non ci sta un amore, io ti amo vita mia, ti voglio bene amore mio. 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 Fabio, Sentimento d'amore. bella questa canzone. C'era mio compagno brani- Giuseppe che la cantava dietro le quinte, bella, bella, Sì. bella. Anche se la gente comunque Arrangiamenti, il grande maestro Ignazio Caracausi, alla grande. Stiamo parlando. Alla grande. Anche se la gente comunque mi aveva richiesto poco fa, che ho visto dei messaggi, tu sei fantastica. Tu sei fantastica. Per la prossima non l'abbiamo Sicuramente non l'abbiamo in ci saranno preparazione. altre occasioni.
E che dire, Fabio, io sono stato veramente contento di averti qui. Io ringrazio voi per avermi ospitato. Non si ringrazia, Fabio. Allora, ma io ringrazio qua a casa di D'Alessandro e di Sorrentino, naturalmente grazie. a casa del maestro Ignazio Caracausi. Non si ringrazia, questa è casa di tutti. Grazie. Qui non c'è bisogno di inviti, qua siamo tutti Una famiglia. una famiglia. Vabbè, chi sa cosa più importante, Fabio? Ovviamente. Ti ho visto dopo tanto tempo, Fabio, c'è poi. Tutto bene, tutto bene. Salutiamo il maestro. Un bacione grande Ignazio Caracausi. Maestro, va bene, Maestro. sei contento? Chiamo Maurizio. Dobbiamo dire tutti il Maurizio, dobbiamo dire il macchinatore, uscito il saluto, ma no, il maestro, no, grande Ignazio, veramente grande arrangiatore, grande musicista, tutto cosa. Grande. Quindi questo brano l'hai fatto qui, giusto? L'ho fatto qua. Questo brano Sentimento d'amore, anche il brano Vatten pure qua. No, stiamo parlando comunque, diciamo, di questo brano. Sono brani che io ho scritto, quindi l'autore sono io. Fabio, l'autore è Fabio. È vero o no? Mannaggia. Fabio come lui, diciamo, veramente, oltre che canta da tanti anni, ha scritto qualche altra canzone anche per qualche altro artista, l'ha scritta pure, io lo so. Sì. Io lo Ce ne so, sono parecchi nomi che io ho scritto. Li abbiamo fatti, mi ricordo anche qualche anno fa, tutti questi brani che hai scritto tu, io mi ricordo. Ci sono parecchi brani che adesso diciamo non ricordo bene, però mi ricordo, ne ho scritti un bel po'. Eravamo in un'altra emittente e ho ascoltato 2 brani che mi dissero questi li ha scritti Fabio e tu li hai messo accanto a me. Stiamo parlando di 5-6 anni fa, Sì. non ti ricordi? Poi ti dico chi è il cantante, non è giusto, diciamo. Poi ti dico chi è il cantante. 2 brani belli toccanti, veramente bravo Fabio. Io particolarmente c'è un brano che mi ricordo che io ho scritto, che è Con amore e fedeltà di Peppe D'Agostino, se mi ricordo male. Si vuole guidare. Va bene Fabio, cioè, sono stato veramente onorato e contento. Grazie tantissimo veramente. della tua presenza qui, ci ho onorato con la tua presenza, è veramente grande. Per noi e per voi avete ascoltato la bellissima voce di Fabio Nardi. Alla prossima. Grazie, ciao Fabio, alla prossima. ciao. Allora, adesso è arrivato il momento di presentare Un veterano della musica. Qua andiamo un pochettino indietro con gli anni. Qua si sta parlando di tantissimi anni fa, perché qua è tutto un repertorio antico ma sempre bello da ascoltare, perché sono brani indelebili, come si suol dire, proprio scritti con la penna che non si possono cancellare. E quindi stiamo parlando di un grande artista. Io sono di parte, quindi è normale. Però è la realtà dei fatti. Lui è un fan del maestro Tony Bruni, quindi non può fare altro che cantare le canzoni di Tony Bruni. Quindi stiamo parlando del bravissimo Federico Bruni. Vai. Buonasera. Allora, un saluto a mio figliozzo Manzanares, Giuseppe E tutta la famiglia. tutta la sua famiglia Associo. e Totò, il papà, ok? È tutta la famiglia Tutta completa la famiglia. Manzanares. Poi salutiamo anche Enza e io. Allora, un saluto Silenzio. particolare per Agnese, un saluto per Piero il meccanico, un saluto a Enza e Fabrizio e un saluto anche a Giovanni Fioraio e poi un saluto a Totò, il papà di Fabrizio. Ok. E saluto pure un gemello allora, vabbè. Mi è stato già meglio, certo. Cambiamo, Vabbè. maestro, cambiamo. A sorpresa, Federico Bruni, vai. Che buone partite, la carretta che tiene campagna va accompagna per tutta la città. Ma col cazzo con rosso e con giallo, sa presenta che musica balla, pazzarilla che suona cavanza, porta e canza che bolla sa fa. No palcoscenico, obbliga gente Napoli che si va, no
scene come che sono scene taglie che mentre si legge si sente cantare Napoli, 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 Napoli a quadrecchie chi sapeva quando lì che una spada una festa molto nuoto arriva carressa come arriva una chioma straniera che si vede così Carolina si scippa con rosa che senz'essa ma che è gelosa e non guappa incantano di cuore zitto i sole sua buona morire no palcoscenico obbliga gente Napoli che se va no palcoscenico so scene come che so scene tracce che mentre si vede si sente cantare Napoli, 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 Napoli a quadrecchie chi sapeva scene come che so scene tracce che mentre si vede si sente cantare Napoli, 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 Napoli emozione di vino fuoco segna calato cade la non c'è bella calata che sono addossato, vai maestro! E tengo dentro cuore non dormendo solo tanto che chi anni fa non passo pentimento se non mi sono curato meglio a che sono stai tu giuro tua voce primavera ce la stai ma che la sera non ci sembra visto più tenga le mani e te passare oh ma la batanera come trema dentro sera che sto cuore mi chiede a me Sono triste allora, mo che sta lontana da me.
la sama chiù. Fabrizio e sua moglie Enza, ok? Vi voglio bene, ragazzi. Ok. Ah, però dico, a mia madre una saluto. Ah, a mia moglie, certo. Ma ci mancherebbe altro. Mamma. Tutti amici. E salutiamo tutta la famiglia Sorrentino e quella del maestro Ignazio. Il maestro Caracausi. Maestro, quando dobbiamo cantare in diretta? Poi lo facciamo. Tu spiegando una canzone comandoli. Va bene. 71 anni, maestro. Sì, ciao. Va bene, Federico Bruni. Si casa. Si è gasato, io vengo a cantare, per forza deve essere. Allora, io intanto prima di presentare il prossimo artista volevo riannunciare il mio primo CD. Chi lo vuole mi può contattare in privato. Sì, ricordiamo questo CD di Gianni Sorrentino che contiene 11 brani. 11 brani. Diciamo subito i titoli, il tempo che il maestro prepara. Esattamente, per una setmana. No, ma se ci viene così un po' così non lo compra nessuno. Andate ad acquistare il CD del bravissimo Gianni Sorrentino, dove questo CD contiene 11 brani dai nomi che comunque sono stati, comunque gli autori non li diciamo subito. Allora, esattamente, li diciamo di Gianni Luna, per una setmana di Gianni Luna. Ci aspetti Gianni Luna e tutto il giorno comunque. I miei nonni Gianni Luna, bellissima questa. Batte forte il cuore, caro papà, nero su bianco, si nascesse nata vita. No, nata vita c'è scritto. È sbagliato, è un problema di calmare. Nata foto, va bene, ok, ma io quello che leggo giusto mannaggiami. Quindi una discoteca al mare, questa la so, è bellissima. Prova ancora a te chiamare e naturalmente 11 brani del bravissimo Gianni Sorrentino. Adesso io non ho preparato niente, io non so che mi fa un maestro, man, va bene. Per noi per voi bravissimo Benny d'Alessandro. Che stasera stai distratta, o pigiama sei sporcata col caffè. Lui nel letto ad aspettare, ma tu non puoi fare l'amore, il tuo tempo per cercare fa dormire. Mentre mi pensi, quando mi pensi, tanti pensieri non ne leggi che non là. Signora, oggi finalmente mi fatto amore, ti levate a tuo marito in cuore, non è stato un capriccio, un'avventura, ma capita a voler bene che poco di. Signora, si ne parla in te, vede guarda fuori, e vicino non ti capire una chiessore. Sotto balcone, perché basta poco per emozione, ma non consiglio una guaglione che correre dall'amore. Tieni a tue figlie a casa, non ti voglio innamorare. Signora, tu sta bene che tu chiami che stasera, perché non te le ascoltare, sei una signora. Una maglietta, un grembiule, cada sera ve ne rimane, sto da luce stellata se ne va.
poi ti infila a mezzanotte, chiana chiana di chindolietta, capigliato sonno, non lo può far scetare, mentre mi pensa, quando mi pensa, tanti pensieri non è la caggia che lo lava. Signora, oggi finalmente la prima fatta amore, ti levata a tuo marito rintocore, non è stata una capriccia, un'avventura, ma capita a voler bene che vodi. Signora, si ne bagna in te, vetro guarda fuori, e vicino non deve avere una chiesura, sta sparando e mi sotto balcone, perché basta poco per t'emoziona, ma non si che più una paglione, che correre dall'amore, tiene tu figli in casa, non ti va più a innamorare. Signora, tu sta bene che tu chiagni che sta sera, perché non te la scoraggiare, sia signora. Ma non si che una paglione, che correre dall'amore, tiene due figli in casa, non ti va più a innamorare. Signora, tu sta bene che tu chiagni che stasera, perché non te la scoraggiare, sia una signora. Sta avventura ti ha lasciato segno e ti sei innamorato veramente mio. Io non posso darti un avvenire, già c'è sta una storia in vita mia. Quanta scusa per girarmi attorno per restare presente in te cose mie. E mi chiama che è telefonata e ci provano milioni di volte. Sino colpo, sino terremoto, non t'arriendi certo tu. Ragazzina lasciami stare, lasciami andare via. Te l'ho detto dal primo giorno che ho una donna io, una creatura che mi aspetta serare da porta già, e che lo capirà tutto quanto, questo è il mio papà. Ragazzina che puoi combinare, regalami un addio, puoi distruggere per una spandata sta famiglia mia, come esatto te lo devo dire, devi andare via, che ti vado come sai a breve, stamattina troppo prima te ne vado a pace. Sta avventura mi può rovinare, la pago cara se non te ne vai. Sento già una mezza voce in giro che mia moglie sa qualche cosa di te. C'ha diritto non è niente vero per nessuno mondo, mai ti tradirei. Ogni tanto una telefonata, non è chi sono me ne sbagliata. Io rispondo ma vedremo cuore quando squilla e chiama tu. Ragazzina lasciami stare, lasciami andare via. Te l'ho detto dal primo giorno che ho una donna io, una creatura che mi aspetta serare da porta già, e che lo capirà tutto quanto, questo è il mio papà. Ragazzina che vuoi combinare, regalami un addio, puoi distruggere per una spandata sta famiglia mia, come esatto te lo devo dire, devi andare via, che ti vado come sai a breve, che mi atteso troppo prima
Ragazzina lasciami stare, fammi andare via. Ci siamo divertiti. Allora io vado a salutare il nostro carissimo amico, aspetta che qua c'ho 50 messaggi, Gianluca, io lo chiamo Gianluca Service. Gianluca, e naturalmente qui sono tanti, naturalmente salutiamo Salvo Corso dei Mille. Salvo Corso dei Mille, sì, esatto, perché qua c'ho 3000 messaggi. Salvo Corso dei Mille, abbiamo detto, non ci ricordiamo il cognome, va bene. E poi c'è un altro saluti, non mi ricordo, facciamo il finale perché veramente sono tanti. Adesso andiamo a presentare il prossimo ospite. Sicuramente sono tanti, veramente. Adesso andiamo a presentare il prossimo ospite, questo me lo devi tu per l'ospite, chi mi fai cantare ancora? Allora andiamo a presentare il prossimo ospite, che io conosco anche lui benissimo, anche lui canta bene e scrive soprattutto, è bravo. A me ha scritto 2 canzoni, una che abbiamo cantato prima, Nero su Bianco. Facciamo poi, comunque con lui facciamo una chiusura con te finale, sì, va bene? È un duetto che lo andremo a fare alla chiusura. Lui canta bene, scrive anche, dicevo, e quindi lo presentiamo subito perché il tempo è tiranno, perché io vorrei parlare ma già siamo fuori, quindi purtroppo dobbiamo correre, quindi lo chiamiamo subito. Mario D'Annunzio. Vai. Buonasera. Ciao Mariuccio. Buonasera. Ciao Mariuccio. Allora dicevamo buonasera a tutti. Dicevamo che presento il prossimo artista che oltre che cantante scrive pure. Sì, sono autore da parecchio tempo, sì. E infatti stiamo parlando della canzone che hai preparato col bambino, che la facciamo per chiusura. Certo. Scritta da Mario D'Annunzio. Intanto salutiamo tutti coloro che ci guardano da casa, saluto la famiglia Sorrentino, saluto la mia di famiglia. Il maestro Ignazio, che mi fa piacere rivederlo dopo tantissimo tempo, anche a te che ti ho trovato già che sei un bell'ometto cresciuto. Grandicello. E niente ragazzi, va tutto bene, qui vedo tutto insomma alla perfezione. In ordine. Ti faccio i miei più sinceri auguri per il tuo nuovo lavoro discografico. Grazie. Ok, che ho già ascoltato. Complimenti anche a Gianni Luna. Va bene, possiamo andare avanti. Tu mi devi dire il brano che devi fare tu? Sì, allora io sì. È un brano tuo? Sì, è un pezzo scritto mio, sì. Ricordiamo sempre perché l'autore è importante, perché il cantante è importantissimo, ma secondo me l'autore è sempre importante. Quando un pezzo è scritto, specialmente da chi lo canta, secondo me è una cosa più. Ci mancherebbe, sì. Un pezzo scritto mio, arrangiato mio, sì. Quindi se possiamo farvi ascoltare questo bravissimo cantante, artista, perché lui ripetiamo che scrive oltre che canta, per noi per voi Mario D'Annunzio. Vai! Tua prima gelosia, piangerai da sola, colpa di un'amica tua, cercherai qualcuno solamente per parlare, ma nessuno a fianco a te ci sta. Cercherai una scusa per chiamarlo ma non puoi, sai che già a quest'ora lui si trova insieme a lei, ti contatta solo quando te ne voglia te, tu lo ami e non lo puoi scordare. No, non lo chiamare, ti cerca solamente per paziare, no, non ama te, lascia perdere, vieni a te spogliare, ma non le capite solo loro, e sotto può regalare. Quelle foto quando sali insieme a lui, stringi il tuo cuscino, sai che prima viene lei,
quest'amore non sia all'inferno. Ti sei innamorato e non ti puoi ascoltare. Non chiama stasera, chi le già sposate, chi siete non innamorati. Sono passati già 6 mesi che sto chiuso qua e mi pare un'eternità. In questi 4 mura sono un po' che cielo posso guardare. La preghiera prima mi ha dormito e non vado in coppa una fotografia. Coppa passa per tornare a casa mia. Ti voglio cercare scusa se mi stai trovando qua. Da chi st'inverno a due solo tanto ce ne può guardare. Si torna a sale da me stessa casa con te e con mamma. Si ha già fatto che sto sbaglio e poi ti fa cantare. Dici resti cosa sai sia vita mio papà. Ho passato non mi importa. Sti catene, ma non è possibile. E voi insieme a me sta condanna mo state pavando. Questo male se non ci stai tu, ascolta-mi. È triste la menina che casa mangiamo noi solo. Non va di sperare mamma, stanno vicino mentre sto qua. Si è fatta tardi ma già ritirare pure papà. Ma carezza sera che m'accanto insieme a me. Uscirò da qui Che manco forte, stai adesso aspettando a te. anche io con te. Quando si fa notte, che accarezza facciami. Papà t'aspetto tu, sia vita mia. Volesse spozzare sti catene, ma non è possibile. E voi insieme a me sta condanna stanno pavando. Questo male se non ci stai tu, ascolta-mi. È triste la menina che casa mangiamo noi solo. Va di sperare mamma, stanno vicino mentre sto qua. Si fatta tanto mangiare di là pure papà. Ti cerco scusa figlio mio, ti cerco scusa se mi stai trovando qua. Se hai sbagliato e poi ti fa cantare. La canzone più bella sei tu, papà. Senza la musica posso cantare, ma senza te pure io sto senza libertà. Torna in presto, papà. Mariuccio, tu in mezzo sei l'ospite. Sì. Allora ragazzi, io mi sono commosso sentendo questo brano, anche perché dietro le quinte c'era gente che abbiamo qui in studio che diceva intanto complimenti a colui che l'ha scritta, cioè a Mario,
E poi posso dire che veramente, ragazzi, un bel brano toccante, scritto bene, Mario. Scritto bene. E la dedichiamo a tutti coloro che sono lontani da casa. Okay? Naturalmente la base, Maurizio, va bene. Perché siamo tutti peccatori, questa è una cosa che dico sempre. Quindi tanto questa canzone diceva la Gesù, volevo dedicare a mio zio, mio zio Nino. E a tutti gli ospiti dello Stato. Dedichiamo infatti, a tutti gli ospiti dello Stato. È una cosa bella perché infatti Dio disse, dato che siamo sotto Pasqua, chi non ha peccato scagli la prima pietra. Quindi automaticamente siamo tutti peccatori. E quindi giusto, però siamo tutti figli di Dio e questa è la cosa più importante. Ci mancherebbe, l'importante è prendere uno spunto appunto dagli errori che commettiamo. Però sì, nella vita bravo, quindi questo è importantissimo. Chi sbaglia deve capire di non farlo domani, capite? Purtroppo succede. Detto, siamo tutti, come si dice, si possono sbagliare tutti in questa terra, però chi sbaglia paga e poi magari non farà più lo stesso errore, giusto Mario? Si può pagare pure con la finta Messi, che dipende dall'errore che si fa. Fabrizio paga con bancomat. Vabbè, naturalmente noi ragazzi salutiamo tutti ospiti dello Stato. Ci rinunziamo sopra, dai. Allora Mariuccio, io dovrei chiudere questo programma, lo chiudiamo con c'è un altro brano? Chiude lui apposta. Facciamo i saluti finali e poi facciamo la chiusura. Allora io spero che comunque questa puntata sia stata di vostro gradimento. Naturalmente vi dovrei dare appuntamento a lunedì prossimo, ma ricordiamo che lunedì prossimo è Pasquetta, quindi non ci saremo, salta la puntata e colgo l'occasione per farvi un augurio di una buona Pasqua e naturalmente una bella Pasquetta che diciamo si va a mangiare, no? E quindi siamo nel momento di Quaresima e quindi auguriamo. A questo punto grazie per l'ospitalità, scusami se ti interrompo. Grazie per l'ospitalità, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito da casa, complimenti a te. Grazie. E ti aspetto fuori che ascolto mentre fai la tua chiusura. Va bene Mariuccio, grazie. Un bacione, grazie. Va bene. Allora io volevo andare a salutare a mia madre, a mio padre, mia sorella e tutti quelli che ci stanno guardando da casa. Naturalmente mi associo, però non saluto tua sorella. Alla famiglia di Benire Alessandro. No, tua sorella non la saluto. Scherziamo. Ciao Francesca. E naturalmente salutiamo tutta la famiglia Sorrentina a Competo, tutta la famiglia Mazzares e tutta la famiglia di Benire tutte le famiglie del mondo. Ricordavo poco fa il fatto di Pasqua e augurando una Pasqua, una Santa Pasqua, una bella Pasquetta e che qua si mangia. Vabbè, ragazzi, spero che questo programma sia stato di vostro gradimento. Non so quando è la puntata, maestro. Prossimo dopo Pasqua. Lunedì. No, la replica. Sempre mercoledì alle 22 questa. Quindi noi saltiamo Pasquetta, cioè lunedì prossimo perché c'è Pasquetta. Ci rivediamo dopo Pasquetta, sempre con Benire Alessandro e Gianni Sorrentino. Un bacio a tutti, vi lascio con la bellissima voce di Gianni Sorrentino. Grazie. Ciao. Ricordo so poco che
facesse